Bene, iniziamo. Buonasera a tutti, benvenuti all'Ateneo Veneto. Come di consueto sono presente alla prima delle lezioni del corso sulla sanità che anche quest'anno ha degli argomenti molto interessanti, molto accattivanti. Io non so come la direttrice Nelin Vanzan Marchini riesca funambolicamente a trovare sempre degli argomenti nuovi, ripescando sulla stessa storia, e quest'anno ha dato una declinazione, diciamo, insulare al discorso sulla salute. Qualche giorno fa abbiamo presentato un bel libro sulla laguna di Venezia e abbiamo detto che la caratteristica, una delle tante caratteristiche, è che aveva delle isole dedicate. Cioè c'erano delle isole per il divertimento, c'erano delle isole per pregare, c'erano delle isole, e ci sono, per coltivare, e c'erano delle isole per curare. E queste destinazioni particolari hanno poi creato un indotto, delle costruzioni, delle storie molto particolari, come tutta particolare la storia di Venezia. E quindi con molto piacere inauguro questo corso e ringrazio ancora la sua direttrice Nelin Vanzan Marchini per farci dedicarci all'Ateneo la sua competenza e anche la sua fantasia. Grazie. Grazie Antonella Magaraggia. La slide che vedete riguarda la prossima lezione, così vi appuntate, che sarà mercoledì prossimo. Da mercoledì delle ceneri per 4 mercoledì io terrò appunto questo corso. Oggi parliamo dell'ospedale al mare. C'era una volta, non c'è più, ma è un patrimonio comune di esperienze, di saperi, di cultura della città e di conoscenze che non dobbiamo assolutamente perdere. L'ospedale al mare nasce come ospizio marino in questa sala. C'è un primario dell'ospedale civile, primario medico, ebreo, Giacinto Namias, il più famoso ebreo della Venezia dell'Ottocento, che invita un altro medico che è Barellai, il quale ha studiato molto gli ospizi marini, perché ha studiato una malattia che è la scrofola, ovvero tubercolosi ghiandolare ossea, che colpiva nella seconda metà dell'Ottocento i bambini, creandone non solo malattie terribili, ma un aspetto insostenibile, grandi sofferenze e spesso anche la morte. Avevano scoperto vari studi dalla fine del Settecento per tutto l'Ottocento che la cura con i bagni di mare poteva essere risolutiva. Non erano solo i bagni, non era solo il sole, ma anche la buona alimentazione. Quindi i figli del proletariato, che potevano godere di queste vacanze al mare, tante volte si salvavano la vita. Quindi in questa sala viene il Barellai e racconta le sue esperienze all'ospedale di Firenze. Commuove la platea, si muove la filantropia veneziana, siamo nel 1868, nel giugno. La filantropia veneziana fonda subito qui un comitato per i bagni di mare. Non ci sono ancora i fondi per creare un ospizio, che sarà invece creato nel 1870 in legno. Lo progetterà Giambattista Meduna, architetto celebre, e dopo qualche anno all'ospizio in legno si sostituirà un ospizio in pietra, in mattoni, e anche, guardate che bell'edificio, che sarà dotato lungo la spiaggia di uno stabilimento balneare, questo sì, in legno, lo vedete antistante, mentre la facciata dell'ospizio marino lo potete ancora vedere oggi. Se vi rivolgete al Palazzo del Cinema, alla vostra destra c'è la via Ospizio Marino e c'è quell'edificio oggi adibito ad appartamenti che è
quello che resta del vecchio ospizio marino del 73, che fu ampliato nel 73, appunto, dal 70 al 73 ci furono fatti degli ampliamenti, e ospitava 450 bambini per 3 mesi, i 3 mesi estivi, e potevano fare i loro bagni dai 15 a moduli di 15 giorni e venivano curati con piuttosto successo. Eccoli come venivano esposti, e siccome dovevano stare anche un po' fermi, dovevano tenerli calmi, c'era anche l'utilizzo del grammofono per farli sentire un po' di musica. Ma in quella zona, vicino, ecco che abbiamo l'espansione turistica del Lido. Da una parte nel 1900 nasce il grande Hotel de Ben con i suoi stabilimenti bagni, e 8 anni dopo, 1908, proprio al lato opposto, ma molto vicino, nasce il Grand Hotel Excelsior. Capite bene che questi poveri corpicini devastati dalla malattia non erano un bel vedere, non erano molto compatibili con uno sviluppo turistico della noblesse internazionale, che appunto stazionava nei grandi hotel. E quindi che cosa si fa? Non si poteva certo tenere lontano dal cuore, per tenere lontano dagli occhi, questa massa di bimbi diseredati e sfortunati. Allora la CIGA, che aveva recuperato tutta la spiaggia e anche aveva acquistato il Grand Hotel Excelsior, pensa di fare una proposta al Consiglio dei Patroni. Infatti, quei patroni, cioè quelle persone filantropiche che si erano organizzate qui in Ateneo Veneto, avevano poi creato un consiglio dei patroni, cioè di quelli che erano i maggiori sostenitori con le loro finanze, erano di tutte le province venete, ecco perché si chiama Veneto. E questi patroni quindi si esprimevano in un consiglio di 6 persone e un presidente. Allora la CIGA, dietro alla CIGA non dimentichiamo c'è il Conte Volpi di Misurata, una potenza a livello nazionale e locale, offrono 22.800 metri quadri di spiaggia lontano dagli occhi. Per la verità avevano fatto già nel 1910 dei tentativi. Niccolò Spada, che aveva fondato l'Excelsior, aveva offerto dei bei camicioni colorati a questi bambini per coprire i loro corpi, e l'effetto era stato devastante, ancora più triste perché si notavano ancora di più. Quindi questa offerta era allettante. Fu fatta subito prima della guerra mondiale, e 22.800 metri quadri in zona diametralmente opposta, perché se l'ospizio marino si trovava vicino all'Excelsior, quest'altra zona si trovava dalla parte opposta, vicino alla Favorita. Ma c'erano i bagni popolari, però diciamo che dietro a questa offerta, dietro alla CIGA, c'era una lobby potente. I patroni ci pensano un po', scoppia la guerra mondiale, sospendono i bagni, l'ospizio marino viene dato ai soldati, i soldati devono scaldarsi d'inverno, lo bruciano per un po', alla fine della guerra mondiale i patroni tornano e cominciano a valutare la possibilità dell'offerta. La CIGA alza la possibilità di offrire. Ecco, vedete, questa è la zona molto ampia, questa segnata dal secondo cerchio è invece lo spazio occupato dei bagni popolari. La prossimità con il cimitero israelitico non era molto bella a vedersi, ma poi si risolse il problema creando un boschetto per non far vedere le tombe. I bagni popolari erano abbastanza estesi, ma si poteva spostarli, e la cosa fu fatta anche se con non poche resistenze. Si spostarono più verso la diga. E il 19 maggio e 9 giugno 1920, in 2 riunioni che furono fondamentali, perché il presidente Francesco Cibele mise all'ordine del giorno appunto lo spostamento dell'ospizio marino nella nuova zona. Vi fu un dibattito e soprattutto si pensò
a chi si sarebbe potuto incaricare per il progetto e soprattutto si fecero 2 conti. E i 2 conti sono interessanti perché la CIGA, oltre alla spiaggia, offriva 800.000 lire. L'Ospizio Marino poteva prenderne altre 400.000 dall'Educatorio Rachitici. Era stato fondato nel 1888 all'Angelo Raffaele, c'erano questi piccoli rachitici che anche loro avevano bisogno di sole e di mare e quindi l'Ospizio Marino pensa di incamerarli. E in più anche la colonia alpina che è Acquabona, Cortina. Quindi pensa di prendere anche questi denari da questi 2 istituti. E in più ha un prestito da Cassa Depositi e Prestiti senza interessi da restituire in 50 anni. Quella famigerata Cassa Depositi e Prestiti che è stata autrice invece di operazioni che hanno un po' lasciato perplessa la popolazione in questi ultimi anni. Però comunque i conti tornano e si riesce forse a affrontare un 2 milioni di lire. A questo punto non resta che decidere il progettista. Ci sono 2 nomi, Ignazio Saccardo o Antonio Spandri. Si sceglie il secondo piuttosto che perdere tempo in una lunga gara e si incarica Antonio Spandri con un compenso di 7.000 lire per fare il progetto. Questa è la zona individuata dopo il sopralluogo e dopo la progettazione. Ecco che il 6 ottobre 1921 viene posata la prima pietra. Sindaco di Venezia è Davide Giordano, uno di quei patroni che aveva approvato il progetto. È un medico chirurgo dell'ospedale civile e è molto affezionato all'idea della costruzione del nuovo Ospizio Marino. Poi c'è il patriarca La Fontaine, chi non lo conosce, che fu importante per il Lido. Poi il presidente appunto Francesco Cibele. Si prende atto che la gara d'appalto è stata vinta dal Consorzio Cooperative Veneziane a ribasso. Non si spendono 2 milioni di lire, ma 1.619 lire. Il progetto che a dicembre, pensate in 6 mesi, Spandri presenta, è un progetto a padiglioni. E lui nel suo report spiega anche, dice forse costerebbe molto meno fare un unico edificio, ma dice anche la gestione sarebbe meno costosa, ma dice più padiglioni sono più igienicamente vantaggiosi e anche più vantaggiosi nel tipo di gestione. Non dimentichiamo che loro dovevano gestire centinaia e centinaia di bambini. Non solo, ma la visione di Cibele, che stava cercando di aggregare i bambini, anche i rachitici, ma la visione che noi vediamo anche in questo progetto dello Spandri è quella di estendere quella che è l'utenza di bambini fino a 14 anni, di bambine fino a 16, anche a un'età più avanzata e di estendere anche l'attività dell'Ospizio Marino dai 3 mesi a tutto il tempo dell'anno. È una visione questa non solo dell'ospizio, ma anche del Lido come stazione climatica, che non è solo indicata per i ricchi, per la noblesse, che gioca nei campi da tennis, che fa le gare nautiche, che fa i concorsi ippici e così via, ma che deve avere uno spazio nella città anche per i suoi poveri più negletti e anche per la sua gioventù, che è stata tanto martoriata durante la Prima Guerra Mondiale. Questa è la grande visione che pone le premesse di questo progetto. Ma vediamo. Allora l'ingresso è dalla portineria, come noi siamo stati sempre abituati ad entrare. La portineria è, lui mette ingresso da Santa Maria Elisabetta, lato Santa Maria Elisabetta. Ma poi c'è un padiglione Dozzinanti, è il primo a destra sul mare. Vedete come l'allineamento di tutti questi edifici, di tutti questi padiglioni, è con il fronte principale verso il mare. Poi ci saranno 2 padiglioni comuni, uno per i maschi, l'altro per le femmine. Poi ancora un padiglione osservazione. Non dimentichiamo che questi bambini
vengono dal popolo, dobbiamo verificare che non siano malati, quindi avranno bisogno di un padiglione dedito. Poi c'è un padiglione chirurgico, piccole operazioni chirurgiche servono soprattutto se i bambini non sono proprio sani. I servizi generali, che constano delle cucine, che constano dei refettori, delle stanze per i dipendenti, la lavanderia. E qui ci sarà il professor D'Ancona. Fra i patroni c'è Napoleone D'Ancona, cattedratico patavino, medico, il quale precisa a Spandri, mi raccomando, la lavanderia e la parte dove si fanno le pulizie o si disinfettano le cose deve essere lontana dai refettori, dalle cucine, dai servizi generali. E infatti Spandri la staccherà. Poi ancora l'isolamento, perché accade che questi bambini possano contrarre delle malattie esantematiche o altri morbi che possono essere, ahimè, erano tempi anche di malattie abbastanza gravi e abbastanza, pensate il vaiolo, pensate le varie malattie oltre a quelle esantematiche che si potevano comunicare, quindi sarebbero scoppiate delle epidemie lì, e anche la cella mortuaria. Quindi la distribuzione di questi padiglioni è lungo due strade, lungo due direttive che ancora noi abbiamo percorso per decenni quando andavamo all'ospedale al mare e che ci sono state date da questa scelta fatta nel 1920. Ma lo Spandri ha anche pensato ad altri due padiglioni che non gli erano stati commissionati e ne ha disegnati altri sulla carta per adulti. Quindi c'è già in fieri, in itinere, una trasformazione di un ospizio che diventi poi un qualche cos'altro, che sia per tutti, per tutte le età della vita, per tutto il periodo dell'anno. E scorriamo velocemente questi progetti affascinanti. Nella portineria ovviamente ricava anche il posto dove possa abitare il portiere con la sua famiglia. Poi abbiamo i servizi, la lavanderia e i servizi generali, come vi dicevo, staccata, con una bella terrazza dove poter far asciugare la biancheria, con un bel montacarichi. Sono tutte cose precisate, ma che ci fanno capire anche l'amore del particolare. E poi nei sotterranei appunto anche le macchine per essiccare quando c'è brutto tempo i panni lavati e i servizi generali. Vi faccio notare, non spero che lo vediate da lontano, come i due refettori siano veramente enormi. Perché i bambini, perché il popolo dei ricoverati è molto numeroso, come vediamo del resto da queste foto d'epoca. E quindi c'era bisogno di refettori capienti, capaci. Ma ancora l'Istituto Rachitici che si sta cercando di incamerare, quindi ai piccoli bambini scrofolosi ecco che si aggiungono anche i piccoli rachitici che erano comunque frequentatori del lido, sempre perché cercavano la salute nel sole e nell'acqua. Poi abbiamo il padiglione osservazione, anche qui molto interessante la descrizione, perché lo fa a un piano, un unico piano, per 24 maschi e 24 femmine. I bambini arrivano, passano dalla portineria, sono messi in osservazione, se stanno bene sono poi aggregati con gli altri bambini. Ecco le immagini dell'epoca che dimostrano sul retro un padiglione, i servizi che è in costruzione e l'osservazione che è già costruito. Del resto era ovvio perché si faceva presto, perché era un piano. Un altro padiglione ha un piano coperto da tegole, è quello isolamento, dove appunto venivano mandati i bambini che contraevano malattie esantematiche e quindi anche questo vedete per 20 maschi e 20 femmine. La cella mortuaria che era messa nell'angolo verso il cimitero israelitico, però lì viene piantumato appunto un boschetto perché non si vedano le tombe. E il padiglione chirurgico, per 128 degenti a piano terra. Al piano superiore, sala operatoria, camera per la medicazione, altre due per sterilizzazioni e raggi X. E qua abbiamo già in nuce il futuro ospedale che esplicherà i suoi servizi per un popolo
di sofferenti molto più ampio di quello per cui viene realizzato al momento. Dozzinanti. È il primo padiglione a destra, circondato da filo, d'acciaio, perché non devono mescolarsi agli altri. Beh, questo è il padiglione un po' dei privilegiati. Infatti abbiamo 2 sale da 22 letti per maschi e altri 22 per le femmine, vedete, a piano terra. Interessante la distribuzione perché si entra dal centro dove ci sono gli infermieri e i servizi comuni, poi ci sono i servizi che sono ai 2 lati. Quindi una distribuzione veramente molto efficiente. Sopra 10 stanze da un letto e 6 da 2, per quelli che vogliono un accompagnatore. Ovviamente questo padiglione è quello che rende di più al Consiglio dei Patroni. Eccolo, lo vediamo in costruzione. Ma c'è un particolare, che questi padiglioni, come vedete i padiglioni comuni, sono dotati non di tegole, ma di grandi terrazze. Non hanno finestre normali, ma hanno grandi finestroni con poggiolo. Praticamente fa parte della scelta costruttiva l'esigenza di far entrare il sole e l'aria, perché sono le componenti sananti di questa struttura. I padiglioni comuni ovviamente hanno 2 dormitori per 140 bambini, non sono privilegiati come i dozzinanti, ma i bambini possono essere portati a 220 d'estate perché si aprono le finestre. E appunto sulle finestre lo Spandri studia molto, le studia con cura, fa in modo che abbiano dei poggioli. Le finestre sono importanti perché c'è anche una vita ginnica, tutta una parte della giornata che rientra nella cura, ma deve essere una giornata alla luce e al sole. Ecco perché lo studio delle finestre e delle porte anche, perché ci devono essere accessi dediti agli infermieri, accessi dediti allo smistamento dei bambini in uscita e in entrata. E ancora le terrazze. Se voi vedete oltre quelle finestre ci sono dei bambini che stanno sui poggioli, degli altri invece stanno facendo lezione all'interno, perché molti di questi bimbi stavano ricoverati parecchi mesi e quindi era ovvio che avessero la necessità di seguire le scuole. Ecco perché le sale erano dotate di lavagna e c'erano dei maestri dediti appunto a far seguire i corsi di studi ai bambini. Altro particolare, i dettagli delle balaustre. È una città nel sole che è fatta di balaustre. Perché? Perché i tetti dei padiglioni per i degenti sono terrazze, perché i poggioli devono essere aperti e quindi questa miriade di bambini devono poter avere accesso al sole. Questa fotografia è emblematica, è più tarda, ma i padiglioni sono quelli progettati ancora negli anni 20. E vedete i particolari delle finestre che vi ho mostrato nei bozzetti e che sono proprio con quel tipo di forma progettata da Spandri. Ma ritorniamo alla pianta. Allora abbiamo visto come Spandri avesse il compito di fare questo, ma aveva già realizzato i dozzinanti e non riesce ad andare avanti. Perché? Perché la filantropia è talmente sollecitata da questa impresa, da questa visione di costruire questa città nel sole per la cura dei più sfortunati, che la Cassa di Risparmio fa una donazione e crea un padiglione. Spandri glielo fa e glielo realizza al momento, in 2 anni, meno di 2 anni, nel 21 lo finanzia, nel 22 già belle che è fatto. Ma muore l'economista Marinoni. Mario Marinoni è un giovane economista che è la speranza della Venezia di allora, è pieno di amici, di ammiratori. Muore improvvisamente, amici ammiratori vogliono lasciare il suo ricordo con un atto filantropico,
vogliono creare un ricreatorio. Questi poveri bambini hanno bisogno anche di un luogo in cui giocare, in cui dilettarsi, in cui passare il resto delle ore che non passano nelle cure. Quindi ecco che lo Spandri crea anche i Marinoni e questi due edifici spostano i due edifici comuni. Vedete, è tutto un work in progress. E questo è anche il bello di questo ospedale, questo dialogo con la popolazione, con chi finanzia, con chi soffre e con chi realizza. E Spandri, devo dire che su questo è eccezionale. Questo è il progetto della Cassa di Risparmio. Vedete i letti a piano terra come al solito, e questa è la realizzazione. Con tutti questi piccoli bambini che sono davanti, che prendono il sole, altri che sono allettati invece sui poggioli. Questa è l'utenza, quando veniva appunto portata a mano dalle governanti. Questo è il padiglione come ci resta e la lapide che lo ricorda, edificato appunto nel 1922. Questi bambini poi utilizzavano anche la spiaggia, cioè la spiaggia era il primum movens che poi viene utilizzato anche dagli edifici costruiti. E il padiglione Marinoni, che nel 22 è così, quindi ha un solo piano, in realtà nel 28 viene elevato, diventa a 3 piani, non solo, ma si pone al piano superiore l'osservatorio meteorologico e diventa un teatro, cioè viene ampliato di vari piani e questo dal 28 al 32 con il concorso di maestranze veneziane che lavorano gratuitamente perché non ci sono i fondi, cioè ci sono i fondi per creare le mura, la struttura, ma non per le decorazioni. Allora non dimentichiamo che in questo periodo le ville d'eau non sono più le ville d'eau delle acque termali, ma ormai proliferano le città talassoterapiche. Prolifica questa gioia, questa voglia di godere dei bagni di mare e quindi ci sono le località balneari che prendono come citazione e come esempio anche quegli esempi artistici che furono delle ville d'eau, soprattutto nel Liberty. E noi abbiamo nel teatro un esempio Liberty magistrale del teatrino che ha come benefattori in primis il pittore Giuseppe Cherubini che gratuitamente dipinge il soffitto e tutti i decori Liberty. Poi abbiamo la ditta Kekin, la quale fa sia i vetri assieme a Toso, sia la grande vetrata in fondo con Leone di San Marco. Vediamo i particolari. Questo è il leone come resta adesso, un po' martoriato, e questo è il particolare di una delle meravigliose lampade Liberty. Il maestro del ferro era Umberto Bellotto. Quindi le migliori maestranze veneziane, sia di Murano che di Venezia, si mettono all'opera. E questo è il soffitto. E il soffitto ci dà una narrazione affascinante e emozionante al tempo stesso, cioè la filantropia circondata di bimbi che ripropone sia nell'atteggiamento che nell'immagine forse Igea o forse la Madonna, però in realtà è la filantropia, affida a Nettuno, dio del mare, una marea di discoli che recuperano la salute con le gioie del mare e che gliene fanno di cotte e di crude, gli tirano i capelli, giocano col tridente, eccetera. Guardiamo i particolari, bellissima questa appunto donna filantropica, e questo è il Nettuno, circondato appunto da questa selva di facinorosi bambini, perché ormai hanno recuperato la salute. Questo è il particolare, ecco le gioie della salute con cui giocano. Sugli angoli di questo bellissimo tondo ci sono le 4 stagioni, sempre diciamo raffigurate da questi putti che presentano e fanno cadere metaforicamente sopra agli spettatori i vari frutti della stagione, delle 4 stagioni.
rapidamente vi faccio scorrere quelle che sono i deliziosi particolari di questi affreschi Liberty. Ci sono poi appunto, siccome è un teatro, anche degli Arlecchini, dei Pulcinella, ma sono belle queste decorazioni che sono fra il Déco e il Liberty. Purtroppo non so in che stato si conservino oggi. Queste sono foto che ho scattato nel 2012-2014, le ultime nel 2016. Ma guardate, anche sono di rara eleganza e di rara finezza. Questa era una foto che avevo scattato quando c'era una serie di giovani che avevano preso in carico il teatro, e è del 2016. Poi mi hanno detto che pioveva dentro, insomma spero che sia recuperato. Perché l'importanza del teatro? Perché il teatro costituisce anche il polo di diffusione di trasmissioni di musica che arrivavano in tutti i reparti. Se vedete c'è una bambina con la cuffietta che sta ascoltando appunto la diffusione radiofonica. A destra questo è un manifesto pubblicitario che promuove l'ospizio marino, perché come vi dicevo la parte dozzinante dava un grande impulso economico. Non solo, ma tutte le province, o quasi tutte le province venete che mandavano i loro piccoli pagavano una retta. E quindi tutti contribuivano al mantenimento della struttura. E questo è un manifesto pubblicitario. Ma ritornando al nostro Spandri, quando appunto ha cominciato a progettare, non solo ha dovuto spostare i padiglioni, ma alcune province venete, come Verona per esempio, poi si aggiungeranno Venezia, si aggiungerà Belluno, si aggiungerà Udine, così via, anche non venete quindi, chiederanno di contribuire con delle somme per avere la garanzia di avere un certo numero di letti per i bambini delle loro province. Questi erano devastati da malattie, come vedete queste sono 2 cartelle cliniche pubblicate che mostrano come entravano, come venivano poi curati con ingessature e poi come riuscivano a uscire raddrizzati e praticamente quasi normali anche grazie alla ginnastica sulla spiaggia. Alla fine, dal mare, è una meraviglia a vedere questo ospizio marino. Abbiamo, vedete, nel primo cerchio abbiamo il reparto, il padiglione Cassa di Risparmio, poi abbiamo i 2 padiglioni il Marinoni, i 2 padiglioni comuni che sono il Venezia e il Verona, e poi avremo altri, quelli orfani di guerra, che sono degli anni 30, dopo il 32. Davanti a questi padiglioni la giornata si svolge con ginnastica e sotto a queste capanne che servono per ristorare dal sole. Ancora però, col passare degli anni, dopo il 25, quando si incamera il ricreatorio Rachitici, si ampliano l'età della vita. C'è anche il ventennio fascista che ha questa ideologia della razza, della purezza della razza e della forza, del vigore dei giovani che va tutelato e va garantito. E quindi l'ospedale o l'ospizio marino diventa un fiore all'occhiello del regime. Verrà il duce, verrà il re, verranno tutta la famiglia reale. E la provincia dedicherà addirittura un padiglione nel 28-29 ai principi del Piemonte, in occasione delle nozze dei principi di Piemonte. Questo padiglione è interessante perché da una parte, vedete, è per l'elioterapico, fisioterapico, ospedale al mare, padiglione di terapia fisica la chiamavano, fatto come una specie di piccola chiesa, ma soprattutto dalla parte sul mare si crea un secondo padiglione aggettante che sarà quello poi delle sabbiature. E nel 1930 ci sarà un altro grande scienziato, grande medico, che si chiama Giulio Ceresole, laureato a Padova, primario a Venezia di terapia fisica, il quale fonda nel 30 all'ospedale al mare la
Scuola Italiana di Talassoterapia. Cioè lui prima davanti all'Excelsior nel 1910, appena fondato l'Excelsior, mette una stazione di rilevazione climatica per studiare gli effetti del clima marino sul corpo umano. Voleva fare quello che Mosso aveva fatto per l'alta montagna. Dopo però, dopo la guerra, smantellano tutto, l'Excelsior dovrà dare tutte le sue attrezzature di fisiokinesi-terapia all'ospedale civile e il suo osservatorio si sposta all'ospedale al mare, che diventa un luogo di eccellenza proprio per questi studi, per verificare quelli che sono gli effetti delle terapie climatico-ambientali sui corpi debilitati, sui corpi malati, sui corpi convalescenti. Nasce la talassoterapia scientifica a Venezia nel 1930, grazie a Giulio Ceresole. Questa è un'immagine che ci dimostra anche la centralità, questo cuore della psammatoterapia. Altre immagini che ci mostrano come appunto la vita all'aria aperta, ma anche, forse importante, questi bambini li vedete sono tutti con un qualche arto ingessato e stanno facendo scuola all'aperto, ma poi ci sono queste specie di capanne che consentono di godere dell'ombra, ma di godere anche dell'aria marina. In fondo altri nuovi edifici. Da questa parte il Lanerossi, dall'altra parte lo Schio, uno di Valdagno e l'altro della Marzotto Schio. Marzotto e Lanerossi creano questi due edifici per i loro dipendenti che avranno bisogno delle cure marine. Ma cosa manca in questa città? C'è il sorriso, c'è la riabilitazione, c'è la spiaggia, c'è il mare, eccetera. Manca la preghiera. E già da qualche anno lo Spandra aveva progettato un tempietto in miniatura che ricordava il nostro tempio votivo. In realtà poi non realizzerà questo modello neogotico, ma un esterno che è molto più semplice, romanico. L'interno tuttavia resterà, ecco vedete, avrà anche la parte per le suore, per il convento, e questa parte romanica dentro invece sarà più gotica. È una citazione dei luoghi delle ville d'eau liberty neogotici, con dei particolari ancora molto eleganti, di grande raffinatezza cromatica, con queste donne che evocano le dee pagane, ma evocano anche i culti cristiani, ovviamente, insomma. E la Maria Nascente a cui è dedicato il Tempio, ecco che ci sembra quasi una Venere che nasce dalle acque. Bellissimo anche il soffitto com'era. E in questo contesto rituali, che sono i rituali fascisti, sono ovviamente i più celebrati, anche perché il fascismo continua a alimentare questa istituzione e a farla crescere. Ma non dimentichiamo che fuori dall'ospedale c'è il Lido. All'inizio dell'Ottocento il Lido aveva 819 persone. Nel 1930 ne ha 9.200 erotti. Quindi è una piccola, grande isola che è cresciuta di turismo, ma è cresciuta anche come stazione termale. E questa isola alla lunga avrà bisogno di un ospedale, di servizi ospedalieri. Quindi se da una parte all'interno l'attrazione vedete per darvi qualche dato, dal 68 al 33 ci sono state 337.448 presenze giornaliere, all'esterno però c'è anche bisogno di servizi per la popolazione che è cresciuta. E qui abbiamo i due momenti clou importanti, perché nel 1933 l'ospizio marino viene riconosciuto ospedale al mare. Ormai la tendenza alla trasformazione è avviata e nel 1939
diventa addirittura ospedale specializzato di prima categoria. Peccato che nel 1933 abbia questo riconoscimento e Giulio Ceresole non è riuscito a vederlo perché è morto prima. Era un uomo che aveva lavorato, era stato un pioniere della radiologia e sappiamo che a quei tempi non c'erano protezioni. Muore giovane, proprio qualche mese prima di questo riconoscimento, che lui invece aveva ottenuto sul campo con la scuola di talassoterapia e così via. E nel 1939 appunto l'ospedale diventa specializzato di prima categoria. Nel 1955, dopo il crollo dell'epoca fascista, uno si aspetta che l'ospedale si dissolve l'ideologia della razza. No, e invece l'ospedale funge da importante riferimento sanitario per il Lido, ma non solo anche, continua a essere un ospedale con le cure climatico-ambientali, quindi molto adatto anche al recupero funzionale di chi era stato malato. Guardate solo da questa brochure del 1955, si fa pubblicità perché è un ospedale privato, e quindi questi dati, molte di queste foto io le ho prese da opuscoli pubblicitari che ho trovato e da cartoline che ho trovato in giro per il mondo. Posti letto 1400, media di ricoveri all'anno 10.000, presenze annue di malati 450.000, padiglioni 33, volume di fabbricati 130.000 metri quadri, cubi, scusa. Superficie 127.000, spiaggia 50.000. Ecco, questo per darvi la cifra dell'importanza di questo ospedale nel 1955. Ma e allora? Poi si potenzia col reumatologico, si potenziano le sabbiature, diventa un'attrazione anche, non solo per il Veneto, ma anche per altre nazioni. I tedeschi amano moltissimo, guardate questo manifesto in varie lingue, sabbiature al Lido di Venezia, sabbiature, bagni. E quindi è veramente un polo trainante, tant'è che negli anni 70 si pensa che le strutture a padiglioni siano un po' obsolete. E allora si pensa di creare un grandissimo ospedale che sta fra un Kursaal a livello internazionale e un ospedale vero e proprio, quindi polifunzionale. E questo è il progetto di Rossi. In realtà di questo progetto nel 75 si realizza solo una parte. Perché? Perché ci sono due trasformazioni epocali. La prima è il boom dell'industria farmaceutica e è il nuovo approccio della medicina che pensa che le cure climatico-ambientali, le cure lunghe, i soggiorni lunghi servono poco rispetto alle pillole. E qui noi l'abbiamo vissuto. È il mito del dottor Stersili, cioè il mito del medico che cura tutto, perché per ogni disturbo, per ogni malattia c'è una pillola. E questo comporta la caduta della fortuna delle località termali e climatiche. Tant'è che di quel mega progetto si realizza solo un segmento, il monoblocco, dove ci sono però le piscine e così via. Ma in questo monoblocco, con l'unica grande piscina che mi risulti pubblica attualmente con acqua salata, nel 2005 vi erano 22.159 accessi per bambini asmatici, per persone che si praticavano la riabilitazione e così via. Eppure qualcosa interviene e questa struttura si disgrega, nonostante anche questi tipi di domanda. Succede un'altra grande variazione epocale. Gli ospedali si trasformano in ULSS, in aziende. È il giro di boa del 2000. L'ospedale al mare, da ospizio marino, Veneto, poi ospedale al mare, gestito dai patroni, nel 71 confluisce negli ospedali civili riuniti, diventa pubblico, come la selva di ospedali che erano nella nostra laguna. E poi continua a seguire l'iter che fanno gli altri ospedali. Quindi diventa USL. Ma nel 2000
le USL hanno personalità giuridica, che significa che diventano proprietarie dei beni mobili e immobili che avevano solo prima in gestione. Tant'è che per tanti secoli, dalla Serenissima in poi, non li avevano potuti toccare. E quindi c'erano arrivati. L'ospedale civile, ne parlerò la prossima volta, l'ospedale al mare, erano beni mobili e immobili, ma i direttori sanitari o comunque i responsabili sanitari non potevano toccarli. Nel 2000 diventano, invece hanno personalità giuridica e succede così che possono quindi venderli. Se costano troppo, non solo, ma c'è anche un'altra grande mutamento epocale. L'ospedale non elargisce assistenza, ma servizi. Il paziente diventa cliente, diventa consumatore di servizi e l'azienda ha dei rapporti con i medici e i primari che non sono rapporti consultivi, ma sono rapporti per cui il medico, chi ha la scienza della guarigione, è un dipendente dell'ente, quindi deve fare gli interessi dell'ente. Sono, attenzione, delle modifiche istituzionali, epocali, ma dei rapporti fra i cittadini e la sanità. Tant'è che nel gennaio 2006 si decide, il direttore generale Padoan, 2006, decide di scambiare l'ospedale al mare per un nuovo palazzo del cinema, dall'altra parte del Lido. Ma si può fare una cosa del genere? E allora tanti escono sui giornali, io stessa, ma se è donato dalla filantropia c'è il vincolo morale. No, perché intanto Napolitano aveva fatto una legge per la celebrazione dei 150 anni della Repubblica che stabiliva che in regime di commissariamento si poteva realizzare il nuovo Palazzo del Cinema, perché era una delle opere. E quindi si procede alla posatura della prima pietra, facendo un gran buco davanti al vecchio Palazzo del Cinema e decidendo di liquidare tutta la nostra storia, tutta la struttura, tutta la parte del climatico ambientale e anche dell'edificio dell'ospedale al mare. E io qui vi mostro solo delle immagini di come dal 2006 l'abbandono abbia ridotto questo gioiellino in una serie di luoghi assurdi, cioè l'abbandono ha fatto per esempio degradare ma anche profanare la chiesa nel 2011. Così è diventato un luogo di persone poco raccomandabili e quindi la popolazione a un certo punto ha cominciato a dire tanto peggio, tanto meglio, venga chi vuole ma faccia qualche cosa. Io a questo punto lascio la parola a Andrea Grigoletto, che è più esperto di me per quanto riguarda le vicende attuali. Grazie. Bene, allora buonasera a tutti. Ringrazio l'Ateneo Veneto e la direttrice Nelly Elena Vanzan Marchini per l'invito a relazionare stasera. A me tocca illustrare il si faccia qualcosa purché si faccia qualche cosa. Cominciamo non dal protocollo d'intesa che abbiamo visto del gennaio del 2006, perché quello non è mai stato attuato, nel senso che prevedeva che questa sorta di concambio fra ospedale al mare e nuovo palazzo del cinema del Lido, in questo concambio la stazione appaltante fosse la USL 12. Questo ovviamente non poteva avvenire. E quindi nel 9 maggio del 2007 il protocollo del 2006 venne rinnovato da un nuovo protocollo, quello che poi porterà alla famosa prima pietra, fra Ministero per i beni e le attività culturali, Regione del Veneto, Comune di Venezia, Azienda sanitaria US 12 veneziana.
Cosa prevedeva sostanzialmente questo protocollo d'intesa? Prevedeva che l'azienda sanitaria, US 12, si impegnava a cedere al Comune di Venezia il complesso dell'ex ospedale al mare, per una sua valorizzazione turistico-ricettiva e residenziale, così recitava l'articolo 4, in partenariato pubblico-privato con soggetti privati. Sostanzialmente il Comune di Venezia acquistava dall'USL, rivendeva e con l'utile derivato dalla trasformazione dell'ospedale al mare in residenze di lusso si sarebbe pagato il nuovo Palazzo del Cinema, ovviamente integrato da fondi pubblici, ma l'operazione immobiliare privata e l'intervento dei privati era fondamentale. Leggiamo l'articolo 5 del protocollo d'intesa. Questo è un rendering del progetto del nuovo Palazzo del Cinema che aveva vinto alcuni anni prima del protocollo, mi sembra nel 2005, un concorso di idee fatto dalla Biennale di Venezia, e quindi questo sarebbe stato il progetto che doveva essere realizzato. L'elemento centrale della strategia sopra delineata, chi a parlare è sempre il protocollo d'intesa, è determinato dalla realizzazione del nuovo Palazzo del Cinema e dei Congressi e dalla riqualificazione dell'ex Casinò e dell'attuale Palazzo del Cinema, che rappresentano elementi imprescindibili per assicurare le condizioni necessarie per perseguire il dichiarato obiettivo di complessivo rilancio dell'isola. Questo abbiamo detto nel 2007 e siamo nel 2025 e ancora si parla di rilancio del Lido. In previsione di tutta questa realizzazione, il concambio, il mutamento di destinazioni d'uso, il Ministero, che all'epoca si chiamava Ministero per i Beni Culturali, fa un'operazione importante. Decide di decidere dal punto di vista giuridico una cosa grossa. Decide che tutto quello che abbiamo visto prima, che poi nel corso del tempo alcuni esponenti politici locali li hanno chiamati capannoni, baracche, invece avevano una storia architettonica e raccontavano una parte della storia della città e del Veneto, i famosi contributori. E cosa si decide? Si decide di dare il vincolo monumentale più forte, quello della parte seconda del codice, al tutto il sedime dell'ospedale al mare, che vedete qui contornato in rosso, la parte al di là di via dell'Ospizio Marino, quella che viene definita ex ginecologia annessi, e la Favorita. Ma oltre a questo, viene creato nel vincolo una scheda per ogni singolo padiglione, escluso il monoblocco che vedete qui sopra. Ma per il resto si decide di vincolare il sedime e si decide di vincolare ogni singolo padiglione. Ma non solo, si osa di dire l'indicibile, cioè che la forma stessa a padiglioni dell'ospedale al mare ha un valore culturale e quindi si vincola l'insieme. Bisogna rendere onore ai tecnici della soprintendenza che hanno firmato quest'atto così coraggioso, perché mentre gli enti di prima pensavano solo a monetizzare in funzione del Palazzo del Cinema, l'architetto Tiziana Favaro, l'architetto Emanuela Zucchetta e l'architetto Renata Codello, sovrintendente, firmavano la relazione storico-artistica. Come ho detto prima, viene vincolato il sedime, i singoli edifici e, testuali parole, e la singolare struttura a padiglioni, in una parola, il complesso dell'ospedale al mare. Questo è il progetto che viene presentato dalla società privata che avrebbe dovuto acquistare dal Comune di Venezia l'ospedale al mare per
trasformarlo in residenze di lusso. Come vedete, tutto il fronte mare, osservate bene quello che prima vi ho fatto vedere Nelly, è integro, perché sapevano che dovevano affrontare le forche caudine dell'autorizzazione alla demolizione, perché ovviamente aver vincolato il vincolo di bene culturale non vuol dire immodificabilità, vuol dire che qualsiasi lavoro deve essere sottoposto ad autorizzazione, e anche un'eventuale demolizione del bene culturale, se come vedremo poi le demolizioni di beni culturali hanno di per sé un regime molto molto più stringente. Quindi vedete che gli unici due edifici di cui viene prevista la demolizione sono questi due azzurri in via dell'Ospizio Marino, e quindi viene mantenuto integro tutta l'asta che guarda l'Adriatico. E infatti questa è la planimetria generale delle demolizioni autorizzate dalla sovrintendenza BAP, all'epoca si chiamava Beni Architettonici e Paesaggistici, il 9 giugno 2010 e il 9 giugno 2011. Come vedete, oltre ai due edifici che abbiamo visto prima, il 18 e il 19 che qui non sono segnati, il resto vengono autorizzati in giallo tutte demolizioni di superfettazioni, abusi e edifici che non fanno parte del contesto originario dell'ospedale al mare. Abbiamo visto la posa della prima pietra del nuovo Palazzo del Cinema il 29 agosto del 2008. E qui un frame del ministro Bondi al TGR Veneto. Mi è piaciuto cogliere questa immagine che non ho. Il merito non è mio. Vedo che avete capito. Il merito non è mio, ma di Daniele Frison, del suo lungometraggio Prossimi al mare, che poi ne vedremo un pizzettino come giusto tributo al regista, che ringrazio di avermi mandato la versione integrale. Perché questo frame? Quando l'ho visto è come avessi visto la Madonna. Perché dobbiamo anche focalizzare in maniera molto oggettiva il contesto politico-istituzionale 2008. Quindi siamo nell'ultima giunta, 2008, ultima giunta Cacciari. Però la persona che vedete raffigurata nella foto, che non è il ministro Bondi, vi ricordo che era presidente del Consiglio Comunale. E quindi le scelte che poi vedremo continuate dall'amministrazione che ha succeduto l'amministrazione Cacciari 2, sostanzialmente sono tutte scelte di continuità amministrativa, trasversali alle logiche politiche. Questa è una cosa che volevo rimarcare e questa immagine lo testimonia perfettamente. Ovviamente nulla di tutto questo sarà realizzato, perché se andate al Lido non c'è nessun palazzo del cinema. Il 27 dicembre 2013 l'ex ospedale al mare viene venduto a CDP per 50 milioni di euro. Nonostante nell'aprile 2013 il nuovo sindaco di Venezia, Giorgio Orsoni, avesse dichiarato: non ci saranno più interventi sulla comunità del Lido calati dall'alto. Quindi abbiamo visto Cacciari, abbiamo visto Orsoni, adesso vedremo anche il procedere amministrativo. Ovviamente 50 milioni di euro
me l'ha detto il direttore di Cassa Depositi e Prestiti, Marco San Giorgio, è una cifra assolutamente folle. L'area non valeva 50 milioni di euro. È stato fatto perché nel 2013 il Comune di Venezia rischiava la bancarotta. E allora, dal governo di allora, che era il governo Letta, gli è stato dato questa scialuppa di salvataggio, presidente di CDP Bassanini, mi sembra. Dopo vari tentativi di valorizzazione e indagini di mercato infruttuose, cioè ci sono state molte avvisi pubblici in cui Cassa Depositi e Prestiti cercava potenziali investitori, nel 2019 Cassa Depositi e Prestiti decide di trasformare direttamente, cioè essa stessa, l'ex ospedale al mare in 2 resort di lusso per una spesa complessiva di circa 135 milioni di euro. Stiamo parlando di cifre assolutamente folli, in cui anche l'architetto Fuxas, che ho letto le dichiarazioni sul bellissimo resumé che ha fatto Cristina Romieri e che mi sono riletto per preparare l'intervento di oggi, l'architetto Fuxas le dichiarava cifre fuori dalla realtà. Comunque, ipotizziamo che tutto fosse andato in porto. Cosa ne faceva Cassa Depositi e Prestiti di questi dell'ospedale al mare restaurato e trasformato in resort? Lo sarebbe stato dato in gestione, affittato a 2 tenant, TH Resort e Club Med. Ovviamente bisogna passare anche qui per l'immancabile protocollo d'intesa, questa volta firmato il 14 giugno 2019, fra Regione del Veneto, Comune di Venezia, Cassa Depositi e Prestiti proprietario e CDP Investimenti SGR SPA. Ovviamente Cassa Depositi e Prestiti deteneva il bene attraverso una SGR, che è una società di gestione del risparmio, che ha cambiato molti nomi, CDP Investimenti, CDP Immobiliare, la chiameremo CDP per semplicità. Qui vediamo la D di Cassa Depositi e Prestiti di Palermo, illustra il progetto al ministro Centinaio, appunto nel 2019, il giorno della presentazione del progetto proprio dentro l'ospedale al mare. Ma vediamo cosa prevedeva questo progetto, appunto queste strutture dei resort che arrivano fino alla spiaggia. E perché arrivano fino alla spiaggia? Per trasformare l'ospedale al mare con queste strutture perpendicolari che avanzavano nella spiaggia, si rende necessario chiedere al Ministero della Cultura l'autorizzazione alla demolizione di 5 padiglioni fronte mare. Vedete nel cerchio che non c'è più spazio per i padiglioni dello Spandri, ma per nuove strutture che non hanno nulla a che vedere. Sono i famosi cannocchiali che vengono definiti. Perché i padiglioni dello Spandri, si legge nelle relazioni che poi sono state depositate nel processo al TAR Veneto, che poi Vodemo è stato instaurato, si diceva che non era in nessun modo possibile inserire in strutture di inizio Novecento le camere format di Club Med che per format aziendale Club Med utilizza in ogni parte del mondo e che richiedono i loro clienti. Allora, siccome il bene è vincolato, se noi vogliamo fare dei lavori, vi ho detto prima, bisogna chiedere il permesso alla soprintendenza competente per territorio, ma se io voglio demolire, dopo la riforma Franceschini del Ministero, non basta più che lo chiedo alla soprintendenza, lo devo chiedere alla Corepacu. Cos'è sta Corepacu? La Corepacu è la Commissione regionale per il patrimonio culturale. Si chiama regionale, ma in realtà è un organo statale ed è il parlamentino
di tutti i soprintendenti del Veneto, che è colui che su proposta istruttoria della soprintendenza competente per territorio poi autorizza la demolizione. E allora che vedete, questo è il progetto complessivo dell'ospedale al mare, che abbiamo visto prima nelle foto di Nelli, con in arancione evidenziati i padiglioni vincolati che devono sparire. Provvedimento della Corepacu del Veneto del 24 giugno 2020 su parere istruttorio, questa cosa è importantissima, della soprintendenza, adesso si chiama Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per Venezia e Laguna, del 29 gennaio 2020. I pareri istruttori della soprintendenza del gennaio 2020, poi vedremo, intorno a questo ruota tutto. Autorizzazione alla demolizione di padiglioni Vicenza, Verona, Venezia, Belluno e orfani di guerra. Nel provvedimento, fra le tante cose, si legge: considerati i precedenti autorizzativi, nota soprintendenza del giugno 2011 e successiva conferenza di servizi del luglio 2011, che prevedevano la demolizione di diversi padiglioni e le sostanziali trasformazioni di quelli lattomare, altresì oggetto della su indicata istanza. Cioè viene autorizzato perché c'è un precedente autorizzativo, ma rivediamo insieme le demolizioni autorizzate nel 2011. Non era tutto il cordone fronte mare. Oltre ai padiglioni 18 e 19 che sono dietro in via dell'Ospizio Marino, viene autorizzata la demolizione solo di superfettazioni ed edifici minori abusivi. C'è qualcosa che non quadrava. L'11 dicembre, in base a un accesso agli atti fatto, Italia Nostra presenta ricorso al TAR Veneto contro l'autorizzazione alla demolizione della Corepacu del Veneto. Ovviamente non c'è solo questo riferimento nel ricorso alla inconferente richiamo alle demolizioni del 2011. Ci sono anche altri motivi di ricorso. Accenno solo il fatto che si autorizza la demolizione di un bene culturale per esigenze che culturali non sono, e sono quelle di tipo alberghiero. Si fa riferimento per esempio al fatto che o meglio, la demolizione poteva essere autorizzata solo per motivi inerenti all'aspetto culturale del bene, ma c'è tutta una dottrina del Consiglio di Stato e una prassi amministrativa del Ministero che dice che si può autorizzare la demolizione di un bene culturale solo per motivi culturali. Faccio un esempio: si demolisce un villino Limberty perché sotto c'è un mosaico pompeiano, o perché il vincolo è stato sbagliato, o perché il bene viene meno, un faro che cade a causa di un maremoto. Ecco, solo per questi stretti motivi si può demolire un bene culturale. Si può demolire un bene culturale solo per motivi culturali, non certo per far riferimento alla necessità di adeguarsi a standard alberghieri contemporanei. C'era un altro motivo di ricorso molto importante. Quando è stata autorizzata la cessione dell'ospedale al mare a Cassa Depositi e Prestiti, era stato dato 4 anni di tempo per il progetto di recupero. L'alienazione è avvenuta nel 2013, i 4 anni sono scaduti nel 2017, siamo nel 2020, quindi c'è un'ulteriore violazione di legge. Un po' è quanto è avvenuto in questi anni per la vicenda del Palazzo Papadopoli,
che si è detto non è stato valorizzato nei termini dati dalla Corepacu del Veneto al soggetto che l'ha acquistato dal Comune di Venezia. Sostanzialmente noi abbiamo messo insieme, noi perché ho dato una mano allo studio legale che ha realizzato il ricorso, e abbiamo impugnato per tutta una serie di ragioni l'autorizzazione all'alienazione di fronte al TAR Veneto. È curioso che a favore del ricorso, su un articolo del Gazzettino, si schierava anche l'ex direttore regionale Ugo Soragni, che firmò l'atto di vincolo. E veniamo a cosa decide il TAR. Con ordinanza numero 16 del 15 gennaio 2021, il TAR Veneto fissava l'udienza di merito nel primo trimestre 2022, anche alla luce della necessità di un progetto unitario di recupero. Il TAR del Veneto sostanzialmente dice ci rivediamo fra un anno perché voglio capire dal progetto di recupero esattamente se quello che denuncia Italia Nostra è così grave. Il progetto unitario di recupero che non sarebbe anche qui mai arrivato. E qui, qui leggiamo la sentenza, perché poi alla fine del 2023 il TAR Veneto si è pronunciato su tutta la vicenda con una sentenza di cessazione della materia del contendere. Nel corso del giudizio, leggo dal TAR Veneto, è emersa una sostanziale riconsiderazione del progetto originario, sia per quanto concerne la destinazione finale del compendio. Cosa è successo nel frattempo? Ufficialmente c'è stato il Covid che ha messo in ginocchio l'industria alberghiera. In realtà si è capito che Cassa Depositi e Prestiti non sarebbe mai potuta tornare dall'investimento e i vertici nel frattempo sono cambiati e nello specifico nel 2022, giusto, siamo andati alle politiche, elezioni politiche, corretto? 2022 siamo andati alle elezioni politiche e i nuovi vertici di Cassa Depositi e Prestiti hanno ritenuto folle una spesa di questo tipo, 135 milioni di euro di lavori più 50 milioni di euro di acquisto, 200 milioni è una cosa che non sta in cielo né in terra. Quindi con la scusa del Covid e il cambiamento di vertici di CDP hanno optato per la non realizzazione del progetto alberghiero. Io mi auguro sempre che anche il ricorso di Italia Nostra abbia contribuito a prendere tempo, b a riconsiderare il valore storico dei luoghi. Poi vedremo che in realtà qualche risultato lo ha dato. E poi, sia per quanto concerne la destinazione finale del compendio, sia per quanto riguarda la soluzione progettuale inerente ai padiglioni esistenti. Infatti, il cambio di progetto porta anche a una riconsiderazione dell'autorizzazione alla demolizione. Visto che non bisogna più fare quella roba là, sa cosa dice il Ministero della Cultura? Noi diciamo anche che ci siamo sbagliati. Ecco, quindi con provvedimento numero 187 del 29 agosto 2023, la Corepacu del Veneto revoca, atto veramente strano per la Corepacu, l'autorizzazione alla demolizione del 2020, su proposta istruttoria della Soprintendenza di Venezia. Ma leggiamo cosa lei dice la proposta istruttoria poi fatta propria dalla Corepacu. Nel provvedimento, fra l'altro, così si legge. Sarò velocissimo, stiamo chiudendo. Vista la nota PROT con quale il soprintendente, in relazione alla succitata nota commissariale, comunica gli effetti della revoca dei propri atti del 9 giugno 2010, 9 giugno 2011 e del 4 luglio 2011. Sostanzialmente la sovrintendenza ci dice, e la cosa non era emersa dall'accesso agli atti, che gli atti invocati
poi nel 2020 del 2011 erano stati revocati nello stesso anno. È ovvio che il soprintendente del 2011, che aveva vincolato il bene, non solo non ha autorizzato le demolizioni fronte mare, ma nel momento in cui i lavori del commissario non andavano avanti, si è spicciata e ha revocato tutte le autorizzazioni alla demolizione, in modo che ritornasse il vincolo originario. Continua sempre l'atto di revoca della Corepacu. Considerato pertanto che altresì non sussistono i precedenti autorizzativi del 2011 che prevedevano la demolizione di diversi padiglioni e le sostanziali trasformazioni di quelli latomare, altresì oggetto della indicata istanza, a supporto del provvedimento stesso, quello del 2020, come asserito dall'allora soprintendente proponente. La Corepacu dice: non solo erano inconferenti, ma non esistono neanche più quei precedenti amministrativi a cui si è aggrappata la soprintendente del 2020 per proporre alla Corepacu la demolizione dei beni. Sostanzialmente l'autorizzazione alla demolizione si sosteneva su un castello di carte. Conclusioni, quindi abbiamo finito. Il vincolo del 20 maggio del 2008 è tornato integro e qualsiasi nuova soluzione progettuale si dovrà confrontare con esso. Aspetta. Non spetta a me emettere giudizi sulla nuova soluzione progettuale. Sarà la storia che giudicherà se avranno la forza economica di operare un'opera, di operare un progetto, realizzare un progetto così importante. Io voglio solo fare riferimento sarà un limite o una sfida, lo vedremo. Io voglio solo fare riferimento, a proposito di nuove soluzioni progettuali, a un mio scritto del luglio 2020, scritto per differenti strategie difensive, edito dall'Università Federico II. A chi vuole glielo posso anche far avere via PDF. Cosa proponevo in questo scritto? Proponevo che l'ospedale al mare avesse un futuro, continuasse ad avere un futuro sanitario, anche se una sanità nuova del XXI secolo, un po' quello che sembrerebbe prospettato, ma la differenza di quello che proponevo io era che questo avrebbe dovuto essere fatto con fondi pubblici, perché quello che contraddistingue sia le amministrazioni di centrodestra che quelle di centrosinistra, di aver visto sempre nei privati come il faro, il solo ingannatore a dove aggrapparsi. Questo è stato fatto con Iscapital, poi con Club Med, Cassa Depositi e Prestiti, TH Resort, adesso con la nuova società tedesca. Non si è mai creato un progetto importante pubblico e abbiamo visto che nel frattempo ci sono passati davanti tantissimi non è vero che non ci sono finanziamenti pubblici, i finanziamenti pubblici ci sono, ma non sappiamo coglierli. Pensiamo ai 170 milioni di fondi del PNR sulla cultura a Venezia, dati un unico soggetto, i 100 milioni del PNR in terraferma che il Comune di Venezia ha dovuto restituire. Non c'entra con questo, ma sempre per farvi capire quanti soldi transitano a Venezia, i 100 milioni non spesi delle misure compensative del MOSE. Non è vero che Venezia è una città povera. Le risorse ci sono, non vengono spese, forse perché è più comodo avere questa scialuppa di salvataggio rappresentata dai privati. Chiudo solo con un minuto, che voglio fare un tributo a Daniele Frison, ma anche per ritornare
a quello che vi dicevo prima. Sostanzialmente, in base a quello che ha detto Nelly, non dobbiamo mai dimenticarci, in queste belle sere di fine inverno, guardate il cielo e vedrete che si staglia benissimo il grande carro. Dalla parte, come fosse un mestolo, dalla parte opposta del manico, unite le due stelle e andate verso sud circa 3 volte la lunghezza delle 2 stelle e troverete una stella, è la stella polare. La nostra stella polare, per giudicare e per valutare qualsiasi intervento, è che ci troviamo di fronte a un bene culturale e secondo me questo piccolo pezzettino del film Prossimi al male di Daniele Fison, che è lo Stabat Mater di Pergolesi registrato dentro il Ricreatorio Marinoni con i suoi bellissimi affreschi, ci fa capire che ci troviamo di fronte a qualcosa che merita di essere protetto. 1 minuto e poi abbiamo finito. No, scusate un secondo. No, ve l'avevo impostato, lo mettiamo qua. Ecco qua. Grazie per l'attenzione.